Allora, vediamo cosa succede al municipio. Vediamo un po'. Dannazione, non riesco a leggere. Gli edifici del governo non funzionano senza energia. Ah, dannazione. Quindi ovviamente la nostra energia deve essere prodotta. Vediamo come sta andando. Ancora cercasi personale. Nel momento in cui arriverà il personale saremo a cavallo. Allora, ancora con questi dannati incendi, vediamo cosa succede. Allora, ci sono 3 di 5 incendi estinti al giorno. Ecco i nostri pompieri in azione. Mamma mia, il traffico com'è congestionato proprio in questa zona. Dobbiamo magari creare una via diversa, quindi i viali ad alta densità devono essere fondamentali. Allora, vediamo un po' quale sarà la prossima richiesta. Domanda industriale, addirittura ci servono compratori con reddito medio. Allora, continuiamo con calma ad espandere la nostra zona che avevamo iniziato in passato. Allora, ancora questo maledetto isolato. Guarda, ti distruggo la casa, guarda qua, ho addirittura la ruspa pronta, l'azienda di demolizione che ti vuole gettare a terra la casa appena continui a lamentarti. Vediamo, protesta, eccolo qua, guardate il maledetto che continua a protestare, l'unico di tutta la città che protesta. Dannazione. Vabbè, vediamo di mettere un bel parco per evitare eventuali proteste, altrimenti lo faccio davvero a pezzettini questo maledetto. Ok, una nuova sezione della natura potrebbe essere adeguata, vediamo come sta andando, perfetto. Adesso vediamo di mettere anche un piccolo campo da pallacanestro, magari si sviluppa da queste parti un Michael Jordan, un Magic Johnson che ci potrà aiutare magari con la nostra economia. Perfetto, ecco le case che stanno cominciando ad espandersi, perfetto. Continua a morire gente? No, mamma mia, non credo, perché proprio la nostra piccola centrale, anzi come dire, la nostra piccola clinica se la sta cavando molto ma molto bene. Vediamo un po' se ci sono particolari problemi. Ah, forse sarebbe, come dire, intelligente collegare un'altra bella ambulanza per velocizzare quindi la nostra raccolta di malati. Perfetto, allora si stanno evolvendo le case in questa zona, una nuova ambulanza adesso la collegheremo, però prima di tutto vediamo di espandere la nostra zona residenziale adesso nella parte nord della città. Perfetto, ottimo, vediamo un po' come va. Ok, perfetto. Allora, diamo un'occhiata alla domanda. Perfetto, domanda commerciale addirittura in diminuzione proprio per la presenza dei nostri grandi negozi. Attenzione, perfetto. Ok, nuova zona residenziale in questa parte. Perfetto. Allora, vediamo innanzitutto che cosa succede qui? Vediamo un po'. Edificio abbandonato, vende, sì, se ne sta andando qualcuno dalla nostra città. Dannazione. Ho fatto un piccolo errore, vediamo di eliminare questa piccola stradina. Ok, il problema energetico è stato risolto, la nostra grande centrale a carbone. Chi c'è qui? Genio del crimine? Ah, Sindaco Eddie, guardate un po' che fighi i pacchi come escono dalla parte sinistra della Low Tech Industrial, probabilmente producono chiavi inglesi. Pensa a tutti i terribili delitti e agli orrendi crimini che commetteremo. Sia benedetto il tuo freddo cuore criminale. Sono il dottor Stone, il braccio destro del dottor V. Wow, mamma mia, questo deve essere il nostro nemico. Il nostro primo compito è trasformare questa piccola città innocente in un terreno fertile per la criminalità. Piazziamo più fabbriche inquinanti e distruggiamo tutto. Devo anche chiederti di costruire una torre per il dottor V e i suoi seguaci. Dobbiamo in pratica creare a SimCity sia crimine che legge all'interno della stessa città. Ok, piazza la torre TV sarà il nostro prossimo obiettivo, quindi stiamo molto attenti, intanto la domanda industriale sta crescendo, tanti posti a reddito medio disponibili. Wow, vediamo ancora di collegare qualche altro bel parco, vediamo un po', un'altra bella zona per Magic Johnson e Michael Jordan, molto bene. Ok, attenzione, cosa succede? Mio padre non mi vuole abbastanza bene, credo che mi dedicherò alla criminalità. Mamma mia, proprio queste decisioni così drastiche. Ok, questa zona a bassa densità la possiamo per adesso lasciare così, vediamo di espandere proprio la nostra zona a media densità, molto bene, 20.000 dollaroni, perfetto. Ok, si stanno espandendo proprio in maniera a vista d'occhio i nostri cari cittadini. Allora, perfetto. Ah, una cosa molto importante che sono riuscito a scoprire, nel momento in cui aumenta la densità all'interno delle case stesse, cioè quando i cittadini sono abbastanza felici da aumentare di densità, sarà necessario solo con la costruzione, sarà ovviamente opportuno solo con la costruzione delle strade, quindi dobbiamo stare molto attenti a edificare delle strade bassa, media o alta densità secondo delle zone necessarie, perché ovviamente le strade hanno bisogno di un elevato costo di manutenzione, quindi stiamo molto ma molto attenti. Perfetto, nuova zona residenziale, perfetto, vediamo un po', vediamo di aggiungere anche un nuovo parco, vediamo magari uno skate park medio per aumentare il livello di attenzione di tutti i cittadini. Guardate che figo lo skate park medio, addirittura qua andranno su e giù con gli skateboard. Città di periferia
periferia, raggiungi 10.000 residenti. Wow, clicca per altro, ovviamente sono disponibili tutti gli altri obiettivi e anche la nostra bella casa del sindaco che non me ne ero neanche accorto all'interno di Lucre Town. Allora, la casa del sindaco possiamo collegarla, vediamo un po', magari in questa... vediamo un po', Sobburgotopia, costruisci 500 edifici residenziali nella tua città. Wow, davvero un traguardo molto ma molto importante. La casa del sindaco deve essere vicino al municipio, così evitiamo di effettuare grandi spostamenti, ovviamente siamo molto pigri e vediamo di alimentare tutti i cittadini che si ritrovano in questa regione. Perfetto, sono addirittura molto felici di rimanere vicini al loro caro sindaco. Allora, molti problemi di salute, la sala di attesa è piena, quindi un'altra ala ospedaliera sarà fondamentale per curare più pazienti contemporaneamente. Perfetto. Allora, vediamo cosa succede. C'è un malato qua in città. Attenzione, qualcuno che ha la peste. Vediamo che succede. Oh, vieni qui. Si sente male. Vai in ospedale in macchina. Addirittura non c'è bisogno neanche dell'ambulanza, perché ovviamente le ambulanze serviranno per prendere le persone morte, addirittura, o per esempio quelle lesionate. Sono guarito. Che ospedale fantastico. Mi fa piacere, amico mio. Vediamo per quanto riguarda l'inquinamento. Potete vedere che l'inquinamento ovviamente è sempre indotto a spostarsi dalla parte destra. Quindi tutti i nostri problemi arriveranno dall'altra parte. Non abbiamo quindi alcun problema per adesso. Per quanto riguarda la mappa dell'inquinamento, addirittura a livello del suolo, solo nella zona ovviamente delle acque reflue. Perfetto. Allora, vediamo cosa possiamo fare ancora. 5.000 dollari ancora disponibili. Questa zona del traffico davvero è molto congestionata, proprio per arrivare alle, come dire, ai negozi. Vediamo un po' la domanda commerciale come si ritrova. Posti di lavoro, stipendio medio ovviamente stanno aumentando anche in questa zona, stiamo aumentando davvero le nostre capacità. Perfetto, iniziamo a collegare, a unire questa zona, molto bene. Vediamo adesso di creare oh no, dannazione, ho speso questi soldi, maledizione. Sono riuscito a capire che la popolazione che sta vicino a queste industrie che sono necessarie proprio in questa condizione, perché ovviamente non ho deciso io dove impostare gli impianti di estrazione, possiamo farle felici le persone che si ritrovano in queste parti con appunto la costruzione di determinati parchi. Quindi i parchi servono anche ad aumentare la felicità delle persone, che ovviamente è diminuita da parte di queste industrie. Ok, mettiamo un nuovo parco da queste parti, vediamo di aggiungere anche nuove zone residenziali. Perfetto, molto ma molto bene. Ok, come sta andando la nostra miniera di carbone? Perfetto, ovviamente qua è successo qualcosa, oh mio Dio, distrutta, edificio in fiamme. Non ci sono problemi, vediamo un po' di eliminarlo e di ricostruirlo immediatamente. Guardate che fighi mattoncini. Per forza adesso vedremo un po' di stare attenti con il magazzino commerciale, perché abbiamo raggiunto la sezione massima dello stoccaggio di carbone, ma anche delle merci. Quindi innanzitutto iniziamo ad esportare il carbone in maniera quindi sempre contenuta, perché ovviamente la nostra centrale si alimenta a carbone, ovviamente non ad aria, quindi stiamo molto attenti. Quindi colleghiamo innanzitutto un'altra zona per lo stoccaggio delle merci di carbone. Stiamo molto attenti perché quest'area dovremo andare a ricoprire con le nostre zone. Perfetto, una zona di stoccaggio merci in più. Perfetto, abbiamo raggiunto per adesso il limite massimo. Molto bene, cosa succede? Polizia, 2 crimini commessi al giorno. Il crimine è davvero una delle peggiori piaghe che possa avvenire all'interno della nostra città, perché i negozi ne risentiranno in maniera drastica. Quindi stiamo molto attenti, c'è un criminale da queste parti, un Lupin che ovviamente che è intenzionato ad effettuare qualcosa, addirittura un taccheggio in corso da Peppe Lindovino. Peppino Lindovino, ricordiamoci di questo bel negozietto che sarà davvero molto molto figo. La criminalità è preoccupante, vedete un po' i negozi come iniziano a tremare per la colpa della criminalità. Quindi adesso una bella stazione di polizia. Qualcuno mi ha fatto notare che è meglio avere una stazione di polizia ben dotata che tante stazioni sparse, che aumentano quindi il costo di manutenzione, per evitare la criminalità. Quindi da nonno Peppino stanno saccheggiando la piccola, come dire, la piccola sua impresa, quindi stiamo molto attenti. Allora, vediamo cosa succede. Vediamo un po'. Allora, mi dispiace dirlo, ma la criminalità sta iniziando a diventare un problema. Allora, vediamo un po'. Credo che sia arrivato il momento di mettere una bella stazione di polizia. Ok, vediamo se c'è qualcun altro che si lamenta. Oddio, l'autobus pieno, mi toccherà andare a piedi. La stazione, anzi le navette sono abbastanza sono insufficienti per la nostra città. Attesa media 43 minuti su 973 passeggeri al giorno. Vediamo un po', non ci sono turisti per adesso, quindi stiamo attenti alla nostra cittadina. Ok, il nostro piccolo sergente qui, il piccolo sergente Grassia ci dice che siamo arrivati a dobbiamo collegare ovviamente un nuovo centro per la riabilitazione di criminali. Vediamo di collegarlo proprio nella zona dove ovviamente sono più frequenti ovviamente i crimini. Vediamo di metterlo in questa zona in modo tale da controllare anche l'area dannazione, però qui
ovviamente danneggerà la nostra possibilità di espanderci, vediamo di metterlo proprio qui dentro, molto bene, in modo tale da creare anche un'espansione abbastanza rapida. Vediamo di collegare innanzitutto una nuova auto della polizia. Dannazione, siamo molto lontani, però possiamo mettere una bella asta della polizia, vediamo qui proprio sulla strada, guardate che figa, e anche un bel cartello proprio della polizia stessa, centro di polizia della piccola Barbary Coast. Molto bene. Allora, per quanto riguarda gli incendi, il servizio antincendi è lento, dobbiamo stare molto attenti con questi incendi perché davvero possono rovinare la città. Nuovo problema: rifiuti. Vediamo di stare attenti con questi rifiuti che sono davvero una piaga per la nostra popolazione. Allora, la nostra zona ovviamente dello scarto vedremo di posizionarla più da queste parti. Qua la nostra torre idrica però è in leggera difficoltà perché tutta questa zona, tutto questo inquinamento potrebbe danneggiarla. Però vedremo adesso come risolvere questo problema. Innanzitutto i rifiuti, 827, vedete un po' bidoni dell'immondizia, e non ne stiamo ritirando. Quindi colleghiamo la nostra bella discarica da queste parti, perfetto, in modo tale da farla espandere, in modo tale quindi da creare una nuova, come dire, un nuovo sistema per la raccolta di rifiuti, e quindi collegheremo sin dall'inizio un inceneritore di rifiuti nella nostra parte sinistra, in modo tale da spedire tutto l'inquinamento da quella parte. Oh mio Dio, non voglio sapere chi arriverà a stare accanto a me da questa parte, perché proprio di qua proprio una nuvola di fumo viene spinta proprio verso quella zona, quindi state molto attenti a chi avrà il coraggio di presentarsi in questa regione, perché davvero sarà completa ovviamente di, come dire, inquinamento. Anzi, daremo proprio un'occhiata all'inquinamento, se possiamo farlo da questa parte. No, dannazione. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che questa idea vi sia piaciuta. Quindi, come vi ho detto appunto in precedenza, la nostra Lucre Town è stata fondata principalmente per iniziare il gioco, quindi per capire più o meno le tematiche, e adesso vedremo un po' di destreggiarci nella maniera migliore, visto che c'è anche la possibilità di accogliere più persone. È stato anche questo il motivo principale che mi ha indotto a creare una nuova città. Ovviamente potete vedere che sto evitando tutti i particolari errori che poi mi hanno comportato di finire in rosso anche nelle ultime fasi, di distruggere anche particolari edifici, e così ho capito principalmente come viene realizzata una città. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando vi aspetto numerosi all'interno della mia regione. Spero che vi piaccia il nome, ovviamente un nome ispirato alla vera Monkey Island, quindi lasciate un commento se vi è piaciuto il gameplay, anche un bel mi piace, un bel voto sia positivo che negativo, ovviamente aderente al video stesso ma anche al commentary. Ciao a tutti ragazzi dal vostro Edward Van Helgen.